Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo di nuovo qui per iniziare una nuova giornata e per raccontarvi ciò che accade nell'ambito dell'emergenza coronavirus, come ogni giorno ormai, per informarvi costantemente sulla situazione e anche oggi tante cose da dire. Subito lo vedete già nel titolo di questi primi minuti di edizione straordinaria. Vi ricordo alle 11 assisteremo in diretta alla messa del Patriarca Monsignor Moraglia dal Duomo di Mestre, ma poi vi racconteremo anche cosa vedremo oggi, non solo la messa dal Duomo di Mestre. Intanto il bollettino che come di consueto alla mattina vi dobbiamo ahimè dare per rendervi edotti della situazione. Lo si diceva ieri, si sfiorano i 2000 contagiati, il dato è arrivato questa mattina, era chiaro insomma che sarebbe arrivato, superate le 2000 unità di casi positivi. Nel dettaglio il bollettino parla di 2172 casi positivi con l'aggiunta degli ultimi 178 nelle ultime ore. I pazienti ricoverati sono 426 più 10 rispetto all'ultimo bollettino. I pazienti in terapia intensiva sono 129. Si aggrava purtroppo anche il bilancio delle persone decedute, che diventano 63 dall'inizio dell'emergenza. Nel dettaglio le 3 nuove vittime sono a Belluno, a Verona e nell'azienda ospedaliera di Padova. In totale a Padova, nel cluster di Padova, esclusi ovviamente i domiciliati a Vo Euganeo, escluso il cluster di Vo, ci sono 538 casi positivi più 88. Restano nel cluster di Vo Euganeo 82 contagiati con nessun nuovo caso positivo, è il dato un po' di cui si è parlato anche nelle scorse ore. Treviso con 392 contagiati più 54 rispetto alle ultime ore, Venezia 296 contagiati, Verona 281, Vicenza 220, Belluno 78, Rovigo 27, 32 contagiati che hanno un domicilio fuori dal Veneto, e c'è un'assegnazione in corso dei cluster per 48 contagiati, dunque 2172, superati i 2000 casi. Ve l'ho detto prima, sarà una giornata importante anche per tanti fedeli oggi, perché potrete assistere alle 11, fra poco meno di mezz'ora, alla messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia al Duomo di San Lorenzo a Mestre, e poi alle 15 sempre grazie a Antenna 3 e Rete Veneta potrete assistere invece alla celebrazione del Vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi dalla chiesa di Madonna Granda. Quindi 2 appuntamenti per i tanti fedeli che in queste settimane di Quaresima vogliono essere partecipi, vogliono partecipare alle cerimonie religiose pur non potendolo fisicamente. Quindi alle 11 la messa dal Duomo di Mestre, alle 15 invece la messa da Madonna Granda a Treviso. Ci colleghiamo subito, fra poco faremo vedere anche alcuni estratti delle parole del governatore Zaia ieri sera alle 19:30, era ospite del telegiornale di Treviso, ma allora ci colleghiamo subito con la redazione di Marghera, Ilaria Marchiori. Fra poco voi vi recherete dunque all'unità di crisi dove verosimilmente, come ormai da giorni a questa parte, il governatore Zaia farà il punto della situazione. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Proprio come hai detto, siamo in attesa di capire il momento in cui il governatore farà il suo consueto punto d'incontro con la stampa per aggiornarci su eventuali altri dati, oltre a quelli che hai dato tu, e per cercare di capire anche se ci sono ulteriori novità. Lui l'aveva ribadito, aveva detto oggi è una giornata campale, il 15 marzo, una data molto importante proprio perché è una data che ci permette di capire ulteriormente in quale direzione stiamo andando. Per capire in quale direzione stiamo andando ribadiamo ancora una volta il concetto fondamentale, che è importantissimo soprattutto in questi giorni, e poi un'altra data importante è quella del 18 marzo, di rimanere a casa. Non muovetevi, non uscite. Ieri ha anche detto il governatore, nemmeno per andare a fare passeggiate. Lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tutti che oggi è una splendida giornata
giornata e che è difficile rimanere chiusi a casa. Lo sappiamo, ne siamo tutti coscienti e consapevoli, però bisogna fare ancora degli sforzi per il bene proprio, ma anche per quello altrui, per il bene dei propri familiari, per il bene di chi ci sta intorno e poi ovviamente anche per se stessi. Quindi non uscite di casa nonostante il bel tempo possa invogliare. Non fatelo, perché queste sono giornate campali, giornate fondamentali, e quindi è bene rimanere a casa proprio per evitare contagi, perché stiamo vedendo che comunque gli aumenti dei casi positivi e dei ricoveri ci sono. Dunque è importantissimo ascoltare questi appelli e avere questa presa di coscienza, come si sta facendo esattamente in questi giorni. Le strade vuote ne sono una dimostrazione. Abbiamo visto che c'è chi non rispetta e sono stati anche scoperti dalle forze dell'ordine, ci sono state molte sanzioni negli ultimi giorni, sto parlando anche per quanto riguarda il veneziano, ci sono state 50 denunce 2 giorni fa, altre 18 ieri, sono state trovate persone aggregate in casa a festeggiare un compleanno nella zona di Cavarzere, ancora un gruppo di ragazzi che è stato trovato a fare una grigliata in un campo. Tutte queste cose non vanno fatte, non si va a passeggiare al mare, non si fa, bisogna che anche i bambini lo capiscano. Lo so, è difficile per tutti perché tantissimi di noi sono genitori, quindi la situazione è comune per tutti, ma bisogna capire e purtroppo anche spiegarlo anche ai più piccolini, insomma ai ragazzi, ai figli, a chiunque, che stare in casa è la cosa fondamentale per arginare il più possibile il contagio. A questo proposito, Nicola, se mi permetti, ci sono alcuni dati importanti, insomma, anche abbastanza, forse se vogliamo, scontati da un certo punto di vista, che però vale la pena sottolineare, perché se questa chiusura in casa ha limitato i numeri, ad esempio, di furti nelle abitazioni, perché le case sono sempre occupate, o ancora di truffe porta a porta, anche se abbiamo visto che c'è stato chi ci ha provato spacciandosi per rappresentanti della Protezione Civile che effettuavano tamponi o chiedevano soldi per una raccolta speciale, ma sono stati subito arginati. Ci sono la diminuzione di questi reati, diminuzione anche di incidenti, ma ci sono molte segnalazioni di liti in famiglia. Non parliamo solo di liti tra marito e moglie, ma anche liti con i figli, tra fratelli, insomma parliamo di quelli più grandi ovviamente, che richiedono proprio la segnalazione, cioè richiedono proprio il lavoro delle forze dell'ordine, che si trovano a dover intervenire spesso e volentieri per sedare delle vere e proprie liti familiari. Ecco, cerchiamo di tenere tutti gli animi calmi, perché questi non sono momenti per impegnare le forze dell'ordine anche in questi episodi. Non è facile ritrovarsi tutti in casa in questo momento di tensione e certo di preoccupazione, ognuno reagisce a modo proprio, però bisogna cercare in tutti i modi di evitare di impegnare le forze dell'ordine in questi momenti per delle liti familiari date solo da questa convivenza forzata. Un altro aspetto molto importante che ci tengo a sottolineare riguarda quanto dichiarato dal governatore Zaia, ovvero il fatto che saranno effettuati dei tamponi a campione. Ha fatto l'esempio anche fuori dai supermercati per cercare di vedere quanti e dove possono essere altre persone che risultano positive al coronavirus. Ebbene, sono arrivate anche tantissime mail di richieste alle nostre redazioni da parte di molti cittadini che vogliono sapere dove, come, quando. Ecco, bene, il governatore è stato chiaro, saranno fatti a campione, non ci sono dei punti, non ci sono degli appuntamenti, ma non appena lo incontreremo nuovamente gli faremo chiarire ancora una volta come funzionerà questa campionatura con i tamponi, perché è ovvio che in tanti vorrebbero poterli fare, ma non sarà così, ci saranno delle situazioni specifiche e poi altre casuali. Chiederemo comunque ulteriori spiegazioni al governatore anche più tardi durante il suo punto stampa. Benissimo. A proposito di questo, è arrivata una richiesta anche
dal segretario generale regionale della polizia, del sindacato di polizia del Veneto, Mauro Armelao, che ringraziando il governatore per questa iniziativa chiede nello specifico, proprio come polizia, che questi tamponi vengano effettuati con urgenza anche ai poliziotti che si trovano su strada, perché dice rischiamo la chiusura degli uffici se non isoliamo gli eventuali positivi, e ricordiamo che già la Polstrada di Vittorio Veneto è stata chiusa per quarantena. Dunque ancora tanta la carne al fuoco, tante ancora le richieste che arrivano alla Regione, si spera di avere il più possibile delle risposte, ma ribadiamo, è fondamentale in questo periodo, in questi giorni, rimanere a casa. Benissimo, grazie. Allora, grazie Ilaria Marchiori. Ora ci ricollegheremo più tardi quando avremo il punto stampa del governatore Zaia dopo la messa dal Duomo di Mestre. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio per il collegamento. Lo ricordava proprio Ilaria Marchiori, il concetto dei tamponi a campione, perché la cosa fondamentale è quella di riuscire a trovare, isolare nel modo più preciso possibile i cosiddetti asintomatici, cioè quei soggetti che sono particolarmente nel mirino, perché sono i soggetti che poi diffondono il contagio. Ricordava Ilaria Marchiori il fatto dei controlli che continuano. Vi do solo un dato di questa mattina della polizia a Belluno, con 832 persone controllate nella giornata di ieri, parliamo della provincia di Belluno, e 43 persone denunciate e anche 2 titolari di esercizi commerciali. Quindi i controlli ci sono le denunce, questo per rendervi conto della situazione. Allora, fra poco più di un quarto d'ora dal Duomo di Mestre la messa del Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia. Allora rivediamo alcuni punti essenziali della presenza ieri del governatore Zaia qui nei nostri studi durante il telegiornale di Treviso. Lo ricordo, il telegiornale di Treviso andrà in onda questa sera come sempre alle 19:30, come ormai da diverse domeniche a questa parte. Un tema fondamentale, fra poco ci arriveremo anche ai tamponi, è quello delle mascherine. Le mascherine che non ci sono, e quindi c'è bisogno di produrle autonomamente. È un progetto, un'idea che, dice Zaia, se avremo il via libera, come spero a breve, potremo realizzare. Allora sentiamo proprio Zaia sulle mascherine e la necessità, la possibilità, il progetto di produrle autonomamente. Sentite. Ma le mascherine non è che non ci sono perché il Veneto non le ha comprate. Le mascherine non ci sono al mondo. Chiaro? Perché se fosse vero che noi non le abbiamo comprate per gli ospedali, dovete spiegarmi perché in giro per i negozi nessuno riesce a trovare mascherine. Le mascherine ce le rubiamo letteralmente tra paese e paese nelle trattative internazionali. Se non si trovano queste mascherine, Presidente, com'è possibile che noi le aziende riescano a mettersi in regola? Noi abbiamo una soluzione, se ce l'autorizzano siamo pronti a stamparne almeno 1 paio di milioni al giorno. E sto aspettando ora dopo ora l'autorizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità, perché noi da Veneti, quando abbiamo visto che non è, non sto parlando di materiale medicale per gli ospedali, perché lì ci vuole quello super blindato, ma per noi cittadini ci vorrebbe una soluzione più usa e getta, più veloce e più fruibile. E noi penso abbiamo trovato la soluzione. Io sto aspettando con trepidazione che mi diano ok e poi noi partiamo. Anzi, abbiamo già anche un po' di attività. Ho chiesto una norma all'interno del decreto legge che è stata accolta rispetto proprio al tema dei dispositivi, delle mascherine, che ci sia più facilità a lasciare spazio anche alla creatività. Ci sono imprese che le fanno in stoffa lavabili, va bene, inutile stiamo qui a fare pignolare sulla stoffa. C'è qualcun altro che me le propone come delle coppette di carta, fatte bene, anatomiche, con l'elastico, va bene. Noi dobbiamo evitare che i cittadini quando si incrociano e parlano non sputino e emettono virus e sono positivi. Avete sentito dunque la possibilità di produrne 2 milioni al giorno, quindi potrebbe essere davvero una soluzione importante perché il primo dispositivo di sicurezza, oltre ovviamente alla distanza, il cosiddetto droplet, è proprio la mascherina. Allora, mentre adesso vi posso dare con maggiori dettagli il numero dei contagiati, insomma la distribuzione
dei contagiati in Veneto, eccola qui, la vedete, 2172 più 178 casi in Veneto, più o meno ecco, i dati che vi avevo fornito prima, e i 63 decessi, con uno all'ospedale di Schiavonia, uno all'ospedale di Belluno e uno all'ospedale di Borgoroma a Verona. Purtroppo i decessi che aumentano, ci sono anche le 120 persone dimesse. Questa è un'altra faccia, diciamo, positiva della situazione, pur nella gravità della situazione. Al telefono il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno e buona domenica, Lorenzo. Ci stiamo avvicinando alla messa del Patriarca dal Duomo di San Lorenzo a Mestre. Sì, il Patriarca ovviamente è già arrivato da un buon numero di minuti al Duomo di San Lorenzo a Mestre. Volevo dirvi due aspetti così velocemente prima della celebrazione. Il Patriarca, che già nei giorni scorsi, come abbiamo visto, aveva scritto ai medici, ha voluto invece inviare una lettera a tutti i fedeli delle diocesi, quindi ai presbiteri e ai diaconi, ma soprattutto a tutti i fedeli, per essere vicino in questo momento in cui il contagio si sta, come dicevate anche da studio, propagando. Tutti siamo chiamati a collaborare attraverso un comportamento responsabile che si traduce nella scelta di rimanere nelle nostre case. Questo è uno dei passaggi più significativi della lettera, in cui comunque il Patriarca rivolge un segno di speranza, un'esortazione a continuare con i comportamenti corretti, ma anche a avere fiducia e a intensificare la preghiera. Secondo aspetto, come già fatto dal Patriarca durante la celebrazione delle scorse settimane, anche per questa domenica Francesco Moraglia ha composto di suo pugno una preghiera particolare che verrà elevata a San Michele Arcangelo nel Duomo di San Lorenzo, affinché possa proteggere la città. La vedremo recitare dal Patriarca dopo la messa che trasmetteremo in diretta. Grazie allora Lorenzo Maier, grazie per queste anticipazioni, insomma, della celebrazione che vedremo fra pochissimi minuti. Vi ricordo IBAN e tutti i riferimenti, se li vediamo in onda, delle donazioni alla Regione, raccolta fondi insomma per la Regione Veneto, eccolo qui, per sostenere appunto le ULSS nella questa emergenza coronavirus. Abbiamo capito l'importanza di chi è in trincea, in prima linea, le ULSS, i medici e quindi i presidi ospedalieri. Questi sono i riferimenti, insomma, le faremo vedere come sempre nel corso della giornata più volte. A proposito di Regione, ancora Luca Zaia ieri sera ha rivelato, insomma, di aver fatto lui stesso il tampone. Sentite. Si preoccupano della sua salute, Presidente. Chiedete se lui ha fatto il tampone. Forse sì. Dopo quello che è successo anche ad altri governatori. No, guardi, io allora l'ho fatto semplicemente per un motivo, perché essendo unità di crisi, quindi l'unità di crisi è l'unità che si trova con i vertici della sanità, i vertici della statistica, i vertici della protezione civile tutte le mattine, ci hanno detto come protocollo di essere tamponati con una scadenza regolare, per evitare che se ce n'è uno positivo non infetti tutti, perché se cade la testa della macchina che governa la sanità in questo momento siamo spacciati. Certo. Per cui io l'ho fatto, sono negativo al momento, però poi sapete che il tampone puoi diventare positivo dopo un istante che lo hai fatto, quindi statisticamente bisognerebbe avere una flebo che ti fa il tampone in continuazione, che è impensabile. Però penso che con un po' di accorgimenti e l'isolamento, io faccio l'isolamento, sia chiaro, cioè vado al lavoro tutte le mattine, ci vado con la mia auto, non carico nessuno in macchina, parto 7 e mezza da casa, 8 e mezza, dipende dagli orari, sono alla protezione civile Marghera, mi chiudo in una stanza dove ci sono due dipendenti che fanno segreteria, i 6, 7, 8 persone che fanno unità di crisi, e poi abbiamo un grande video che fa videoconferenze in continuo con Roma, con le sanità, con il governo, e stiamo chiusi dentro lì. Quindi
il mio isolamento è questo, io non ho altre relazioni e vengo qui quando mi chiamate qui e basta, e mi tenete a distanza, per cui siamo a posto. Il cosiddetto droplet che evidentemente e ovviamente teniamo anche qui in azienda, come tutti i dispositivi di sicurezza. A proposito di aziende, dispositivi di sicurezza, l'altro annuncio di Zaia ieri sera, devono essere ancora più stringenti i controlli nelle aziende che evidentemente non hanno chiuso, ma come siglato anche con un accordo nazionale tra sindacati e governo e Confindustria, insomma, devono garantire la sicurezza ai propri lavoratori. Ci sono state non poche polemiche in queste ore, insomma, un po' in tutta Italia, anche nel Veneto, sui dispositivi di sicurezza delle aziende. Allora sentite Zaia proprio su questo tema. Invito veramente tutte le imprese di fare in modo che ci siano i dispositivi, la messa in sicurezza dei lavoratori. I controlli li farò fare anch'io, lo annuncio. È sabato, no? Sabato, domenica c'è tempo prima di arrivare a lunedì. Non è una minaccia, ma è un dato di fatto. Io penso che i controllori delle ULSS debbano occuparsi a questo punto di questa messa in sicurezza. Quindi manderete gli Spisali, insomma, da lunedì. Sì, ma guardi, lo dico perché è corretto farlo. Stiamo parlando della salute dei lavoratori, ma di tutta una comunità, perché se le aziende diventano un incubatoio di contagio per il virus, significa che ognuno poi si porta a casa la propria dote di virus e si continua a far proliferare il virus nella comunità. Questo è evitabile se si usano i dispositivi, a me sono concesso che si trovino. Ma perché c'è questo problema enorme delle mascherine. Se vuole parliamo anche delle mascherine e di tutte le regole che si debbono adottare in quei 13 punti che hanno deciso. Quindi io spero e chiedo che i lavoratori siano messi in sicurezza. Allora alle 11, fra pochissimo ci collegheremo un po' prima, fra qualche minuto, con il Duomo di Mestre. Non so se si riesce già a vedere l'esterno del Duomo di Mestre, ecco lo vedo, ecco qui, quindi alle 11, anzi fra qualche minuto, poco prima delle 11, ci collegheremo proprio con Mestre per la celebrazione della Santa Messa affidata come sempre alla Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Nel frattempo c'è anche, l'avete sentito prima, purtroppo tensioni ovviamente per l'isolamento fiduciario forzato di tanta gente, ma c'è anche appunto chi in questi giorni sta mandando, diciamo, anche a noi di Antenna 3 e li faremo vedere tutti i vostri messaggi di ottimismo per il futuro. Allora continuate a mandarci, poi questa sera, nelle prossime ore, anzi nel pomeriggio, vi mostreremo i vostri messaggi, i vostri arcobaleni, insomma il messaggio andrà tutto bene. Allora le modalità per inviarci i video, sentite. È solo una delle tante iniziative per non cedere allo sconforto da contagio. Veneti chiusi in casa che cercano di infondere coraggio pur rimanendo a distanza di sicurezza. E anche questo modo di combattere il coronavirus, mentre ci avviciniamo ai giorni decisivi del contagio, dove l'appello più importante è quello di rimanere a casa. Ma in molti ci avete già indicato un'altra frase altrettanto importante. Una frase semplice quanto dolce, che mai come in questi momenti vuole infondere coraggio. Andrà tutto bene. Una frase che vi chiediamo di scrivere, disegnare, cantare, declamare, per poi inviarci le vostre foto, i vostri video da dedicare in particolare a chi è in quarantena volontaria e in genere soprattutto per chi sta trascorrendo in solitudine forzata questo tempo. Aspettiamo i WhatsApp al 351 1755 340 oppure alle mail redazione@antenna3.it, perché come ci dicono i piccoli Filippo, Pietro e Margherita, andrà tutto bene davvero. Allora ci colleghiamo, non mi resta che lasciarvi alla splendida cornice del Duomo di Mestre. Credo che ci siamo, datemi segno quando possiamo collegarci con il Duomo di Mestre per lasciare dunque spazio alla diretta della messa del Patriarca Monsignor Moraglia. Possiamo lasciare la diretta? Sì, la lasciamo. Allora subito la linea al Duomo di Mestre per la messa del Patriarca.